Il calcio in momenti come questi non risolve i problemi, ma sa offrire uno spazio di condivisione, di normalità, di respiro. Messana e Niscemi scendono in campo per giocarsi la loro partita, 90 minuti veri, intensi, sentiti, e per una volta il risultato si intreccia con qualcosa che va ben oltre il campo. Amici di Wisport, un cordiale saluto e ben trovati al Sorbello Stadium di Bisconte, 20ª giornata nel campionato di eccellenza siciliana. La Messana incrocia il cammino della Niscemi. Diamo lettura delle formazioni, padroni di casa con Ferrara, Golli, Fragapane, Della Guardia, Mazzola, Giorgetti, Biondo, Pannitteri, Cannavò, Genovese e Gazzè. Risponde il Niscemi, Tiba, Calvano, Messina, Mauro, Martinez, Rossi, Diaù, Trovato, Arken, Bojang e Ardes. Tutto pronto per il fischio della signora Federico Di Carlo, sezione di Palermo. Gli assistenti, anche loro di Palermo, sono Francesco Biondo, Lillo e Gabriele Nicosia della comunità di Niscemi. Nel frattempo la punizione, che però viene respinta da Ferrara. Giorgetti, l'inserimento genovese, palleggia in mezzo a due avversari, sbuca il pallone, il cross di Fragapane, Cannavò scivola probabilmente prima di poter impattare il pallone. Colpo di testa di Fragapane, Ardes verso Arken, Diaù di prima intenzione verso la porta di Ferrara. La finta di Trovato su Biondo, Pannitteri gliela sradica. Biondo per la corsa di Genovese a sinistra, adesso c'è un po' di spazio per la Messana. Genovese punta Martinez, 1 contro 1, vediamo se lo disorienta Genovese, può andare al cross sul secondo palo, c'è stato forse anche il tocco di Dibba, no. Duplice fischio al Sorbello Stadium di Bisconte, termina il primo tempo tra Messana e Niscemi, gara valevole per la 20ª giornata del torneo di eccellenza, poche le occasioni degne di nota. Fragapane a sinistra, può pensare al cross col destro, non la tocca nessuno, attenzione, c'è una deviazione, solo calcio d'angolo. 19esimo, pallone in mezzo e arriva il colpo di Della Guardia, Mazzola, il palo, poi Genovese, il mancino dentro, Giorgetti, la sfera rimane lì, clamorosa doppia chance per la Messana. Solito mucchio, solita mischia, palla in mezzo, colpo di testa, botta sicura. Ci ha provato Ardes che aveva preso alla grande il tempo in area. Genovese cerca lo spunto, il pallone in mezzo, Cannavò, ancora Cannavò, messo giù, calcio di rigore per la Messana. Respiro profondo di Cannavò, la rincorsa, il destro di Cannavò, il palo, no, il fondo, la calcia fuori. Antonio Cannavò, Bestia a destra, Lexenna cerca la giocata, il cross è deviato, calcio di rigore per il Niscemi, al 95esimo. Si aspetta il fischio di Di Carlo che arriva adesso, va Arken contro Ferrara, Ferrara dice no, e triplice fischio al Sorbello Stadium di Bisconte. Riccardo Ferrara è l'eroe della Messana, finisce 0-0. Partita pazzesca ancora una volta.